Sono stati presentati in piazza Mercato a Marghera i nuovi mezzi destinati alla polizia locale e al gruppo di protezione civile del comune di Venezia. La cerimonia ha visto la presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del vice sindaco con delega alla protezione civile Andrea Tomaello, dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce e del comandante generale della polizia locale Marco Agostini. È un rafforzamento, c'è non posso dire, un percorso che noi stiamo facendo da quando io sono arrivato di potenziare la polizia locale. Abbiamo agito prima con la ristrutturazione del corpo e con l'inserimento di tanti giovani. E anche oggi sono i nuovi ispettori, tanti giovani che hanno completamente stravolto in senso positivo anche il ruolo che ha la polizia locale nella nostra città. E credo che sia l'occasione giusta per ringraziarli per quello che hanno fatto. Sono papà e mamme anche loro ed è giusto riconoscere, pur nella difficoltà, nelle grandi difficoltà che abbiamo, il loro grande sforzo. Poi c'è anche la protezione civile a cui abbiamo dotato di altri 3 mezzi, 4x4, che per andare in situazioni più difficili dove c'è paltano, situazioni del genere, e anche a loro il ringraziamento perché sono sempre stati presenti a partire dall'acqua granda, poi il Covid, poi la nave, poi le fuoriuscite, insomma abbiamo avuto di tutto e sono ragazzi che vengono sempre straordinariamente coinvolti, loro di Venezia ma anche quelli di tutti i comuni della città metropolitana. Quindi oggi è una giornata per dire grazie e per dire che al di là delle chiacchiere noi continuiamo a amministrare il bilancio, lo amministriamo bene, nel senso che togliamo debiti e non li facciamo, e dentro al fatto di usare bene i soldi riusciamo a finanziare questo tipo di attività, insomma, perché credo che il contrasto è importante. Il gruppo comunale di protezione civile sarà equipaggiato con un'auto totalmente elettrica e 2 SUV 4x4 ibridi, adatti a operare su terreni difficili con la possibilità di trainare carrelli per il trasporto merci. Queste nuove acquisizioni permetteranno il ritiro di una ventina di veicoli con oltre 250.000 chilometri, contribuendo a rendere più efficiente, sicuro ed ecologico il parco mezzi. Infine, in arrivo anche nuove imbarcazioni per la polizia locale, un investimento reso possibile grazie al contributo fondamentale PON Metro, per un totale di 4.500.000 euro. Un'ultima cosa che credo sia davvero non alla nostra portata ma a quella del Parlamento italiano è quella di cambiare le norme giuridiche per tenere la gente almeno qualche giorno in cella, insomma. Io non dico di mandarli nelle carceri che sono già sovraffollate o di continuare a costruire processi lunghissimi che poi non arrivano mai a sentenza, ma costruire una proposta alleggerita, magari appunto un giudice di pace penale con poteri limitati se vuoi di carcerazione, però non è possibile che le persone pensino di fare quello che vogliono, delinquere. Sono piccoli reati, però anche il piccolo borseggio di 200-300 euro, un anziano, costa molto. Noi abbiamo fatto adesso una delibera in cui rimborsiamo l'anziano per quasi costringerlo a presentare denuncia, perché noi vogliamo che emergano gli atti di delinquenza, non siamo per cancellare nulla, anzi vogliamo enfatizzare tutto quello che c'è e grazie ai cittadini che ci segnalano sappiamo che c'è un grave problema, è un problema, credetemi, che viene fuori dopo il Covid. Sono aumentate le malattie mentali, è aumentato un disagio generale, collettivo, quindi con le persone state calmi, cercate anche di non reagire, però la gente non ne può più. Furti nelle case, situazioni di degrado, sporcizia, per non parlare della droga, eccetera, eccetera, consumata tra l'altro in luoghi pubblici, davanti agli androni delle porte delle case. Queste cose qua non sono accettabili, sta succedendo in tutta Italia. Noi pensiamo a noi pensiamo qua e vogliamo affrontarlo insieme ai cittadini, insieme a tutti quanti, però il Parlamento deve fare delle norme in più per tenerli dentro, perché non è possibile che noi continuiamo a arrestarli e li lasciano liberi, perché queste sono le norme di oggi.